Non più il cittadino fragile va al centro, ma è la centralità dell'amministrazione che si avvicina al cittadino. Un'iniziativa del Ministero della Giustizia con le regioni, e il Veneto è stato uno dei primi a siglare nel 2020 un protocollo e ad attivare con risorse nazionali e locali questo tipo di servizio. Indispensabile la collaborazione dei comuni che negli uffici di prossimità mettono a disposizione i locali e il personale formato. Ad oggi sono circa 27 gli uffici di prossimità attivati sul territorio regionale. A questi nei prossimi mesi se ne aggiungeranno ulteriori 8. Con una digitalizzazione, con dei servizi anche di informazioni telematiche, la persona non dovrà più recarsi al tribunale, potrà recarsi nel comune più vicino che all'ufficio di prossimità e fare tutte le carte, avere tutti i documenti necessari, tutte le registrazioni che sono quelle competenti per il tribunale. Un progetto che nasce da due esigenze. Da un lato l'invito della Commissione europea all'Italia a investire sulla giustizia civile per essere più attrattiva per gli investimenti e dall'altra la ridefinizione della giurisdizione alla luce della chiusura di molti tribunali. La Regione del Veneto con il Ministero della Giustizia ha voluto attivare questi uffici di prossimità, soprattutto per la volontaria giurisdizione. Che cosa vuol dire? Che le persone più fragili, che hanno bisogno di documentazioni per la tutela, la curatela e quindi tutte le fragilità diventano prossime, e abbiamo trovato la straordinaria alleanza con l'istituzione locale perché c'era bisogno di avere i comuni aderenti. Tra i primi comuni ad aderire alla collaborazione, quello di Montebelluna. Montebelluna ha voluto aderire a questo progetto ancora l'anno scorso dedicando un funzionario ad hoc proprio per istituire un nuovo servizio che accorcia la distanza tra le istituzioni non solo comunali ma anche regionali e ministeriali con il cittadino. Possiamo parlare di un tribunale smart, una sede smart distaccata presso gli uffici comunali in cui un funzionario è dedicato proprio a dare consulenza ai cittadini che ne avessero bisogno.